L'Auditorium Vittorio De Sica di Sora ha ospitato nella mattinata del 20 gennaio il convegno dal titolo Energia, sviluppo e ambiente, le smart city, il futuro del sistema urbano. Un appuntamento per parlare con relatori e esperti, anche in collegamento video, della transizione energetica, organizzato e voluto dall'associazione Fare Verde. Presente il presidente nazionale di Fare Verde ETS ODV, Savino Gambatesa. Questo è un territorio importantissimo sotto il profilo ambientale. Noi dell'associazione Fare Verde, grazie anche al dottor Marco Belli, abbiamo lavorato tantissimo. Cerchiamo di sviluppare una serie di iniziative sul territorio a difesa dell'ambiente, in particolare adesso proprio qui sul fiume Liri, e cerchiamo anche di sviluppare da un punto di vista culturale quello che deve essere un'impostazione, cioè Fare Verde nasce non come associazione materialistica, ma cerca di dare sviluppo nuovo e di creare un concetto diverso del rapporto tra uomo e natura. Tra i relatori intervenuti il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele ed il presidente della SAF Fabio De Angelis. Produrre energia elettrica non può essere più una cosa che deleghiamo a questi operatori che ci mandano queste bollette meravigliose a valori straordinari che crescono sempre di più. No, ormai il cittadino deve imparare che lo può fare, la legge glielo permette, ci sono tanti strumenti, la tecnologia ormai, senza che ne lo diciamo per nulla, ci mette in condizione di poter con piccoli investimenti renderci completamente autonomi. Pensate quanto è bello poter ricaricare, quando potremo permetterci, anche la nostra auto elettrica senza dover andare a nessun distributore. Torniamo a casa, entriamo nel garage, colleghiamoci, facciamo il nostro pieno e magari accendiamo, cuciniamo, ci riscaldiamo, ci rinfreschiamo senza aver dovuto dare un centesimo a nessuno. SAF è la società partecipata da tutti i comuni della provincia di Frosinone che si occupa del trattamento dei rifiuti indifferenziati, che sono purtroppo nella nostra regione ancora una percentuale molto importante. Ecco, a fronte di 2.800.000 tonnellate, circa la metà di rifiuti prodotti nella regione Lazio, circa la metà sono rifiuti indifferenziati. Questi rifiuti necessitano di un trattamento meccanico e biologico per essere poi termovalorizzati o solo in parte portati in discarica. Quindi il tema che ho affrontato oggi è la carenza di queste impiantistiche nella nostra regione, a causa sia di una politica miope che non ha provveduto a dotarla di impianti sufficienti, ma purtroppo anche di situazioni che sono sotto il vaglio anche della magistratura. Gli incendi degli ultimi giorni che abbiamo visto a Roma, dei TMB di Malagrotta, lo dimostrano, e che quindi necessitano di essere affrontati in maniera più corretta, perché spesso anche rispetto a queste tematiche l'opinione pubblica viene disinformata, facendo diciamo passare un'idea sbagliata di tutela dell'ambiente, che è un'idea che va proprio contro l'ambiente. Io l'ho detto prima, la carenza di impianti oggi fa sì che nella nostra regione i nostri cittadini paghino sia la bolletta Tari più alta d'Italia, 360 euro a famiglia in media, ma anche dei costi ambientali molto importanti, perché i nostri rifiuti vengono trasferiti nelle altre regioni d'Italia o addirittura in altri stati, come accade, la SAF trasferisce i propri rifiuti in Austria. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Sora, per portare i saluti istituzionali, la consigliera Francesca Di Vito. L'amministrazione comunale come sempre è presente e felice di partecipare a questi convegni perché sono temi sensibili per la nostra città. Il tema delle smart city è un tema fondamentale. Per essere al passo con i tempi abbiamo il compito di condividere una visione che abbraccia l'innovazione e la trasformazione graduale verso una smart city moderna ed efficiente, per trarne ovviamente benefici per la nostra comunità, ed è per questo che noi ci stiamo impegnando affinché tutto questo venga reso possibile e attivo il più presto possibile. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di ridurre l'impatto ambientale, e proprio puntando sulle aree verdi ormai abbandonate della nostra città. L'adozione di soluzioni smart ci aiuta ad elevare la qualità della vita della nostra comunità, e come amministrazione ovviamente vogliamo preservare la bellezza della nostra Sora, ovviamente in maniera smart.
A margine del convegno è stato assegnato dal presidente nazionale di Fare Verde il premio Stampa Verde alla giornalista Enrica Canaleparola per l'impegno costante nei confronti delle criticità ambientali che affliggono il fiume Liri e la sua valle, e a Cesidio Vano per il suo impegno nei confronti dell'uso insostenibile della risorsa idrica e per l'attenzione che ha per il ciclo dei rifiuti. Ho accolto con stupore la comunicazione di questo riconoscimento. Per anni ho dato attenzione al fiume Liri, un fiume che ha sempre fatto parlare di sé, non solo per la presenza di schiuma, per la moria di pesci, ma anche per la sua bellezza. Anche Dante nella sua Divina Commedia ha parlato del verde Liri, un fiume che conosce nel tratto laziale la città di Sora, la prima città, la mia città, e quindi l'attenzione è nata naturalmente. Ringrazio l'associazione Fare Verde per questo premio e le tante persone che hanno partecipato all'appuntamento, e voglio lanciare un messaggio di dare sempre una maggiore attenzione e rispetto al nostro ambiente. Tanti gli articoli che abbiamo inviato all'associazione Fare Verde, anche grazie alla collaborazione del fotografo Eugenio Roscilli, che con i suoi scatti professionali ha dato modo all'associazione di poter vedere da vicino le problematiche che il fiume Liri riconsegnava. Un fiume che ho attenzionato perché, come dicevano i filosofi pantarei, ho cercato di dare una risposta a questo tutto scorre, ma cosa scorre? Quando si viene premiati è sempre qualcosa che fa piacere, e in modo particolare a me ha fatto piacere riceverlo qui a Sora, che è la città dove 25 anni fa io ho iniziato a fare il mestiere di giornalista, e quindi ritrovarmi adesso qui a ricevere, grazie agli amici di Fare Verde, il premio Penna Verde 2023 per diciamo, tutta l'attività fatta nella comunicazione relativa al servizio idrico e quindi alla difesa della sostenibilità dell'uso della risorsa idrica, è qualcosa che mi fa molto, molto piacere. E è un tema che assieme a Fare Verde abbiamo seguito per anni. Quando si parla di servizio idrico in provincia di Frosinone vengono fuori essenzialmente due questioni: la tariffa più alta tra quelle italiane e le perdite più elevate. Diciamo che il problema è anche un altro a questo punto, perché le perdite restituiscono l'acqua al territorio, restituiscono l'acqua alle falde. Il vero problema, e su questo con Fare Verde abbiamo fatto diverse battaglie, è quello della depurazione, cioè del recupero dell'acqua dopo l'uso antropico, l'uso fatto dall'uomo, e la restituzione della risorsa idrica all'ambiente depurata e pronta per ripartire il ciclo.